È un'emergenza senza fine per un'Italia e ancora più per una Sicilia dotata di eccellenti professionisti della sanità, impossibilitati a svolgere il proprio lavoro per ataviche carenze strutturali e tagli sconsiderati. E oggi appelli su appelli. Servono medici specialisti, specializzandi, laureati in medicina italiani e stranieri, medici in quiescenza, specialisti in anestesia, epidemiologia, pneumologia, malattie infettive. L'elenco è lunghissimo. Le ASP della Sicilia chiedono aiuto, lanciano avvisi pubblici a manifestare interesse per prestare attività assistenziali nella gestione dell'emergenza Covid-19. Noi abbiamo raggiunto il segretario nazionale del Sindacato Medici Italiani, dottoressa Pina Onotri. Le regioni in questo momento di emergenza stanno emanando bandi per arruolare medici anestesisti, infettivologi, medici di chirurghi, medici d'emergenza. Ricordo che i medici non si tirano fuori dal cilindro come conigli. Noi ci troviamo sotto gli occhi quello che è il risultato di una politica di tagli alla sanità che ormai dura da 10 anni. Tanti reparti chiusi in tutta Italia, 7.000 medici in meno, 12.000 infermieri in meno. Non è che non vi sono medici. I medici vi sono, ogni anno ne laureiamo 10.000. Purtroppo a questi colleghi è impedito l'accesso alle scuole di specializzazione. Ne specializziamo poco più di 5.000 e poco meno di 3.500 diventano poi medici di famiglia, sempre perché le borse di studio sono legate a vincoli di spesa regionali o anche nazionali. Questo momento di crisi ci deve servire ad un ripensamento del Servizio Sanitario Nazionale, che da quando è stato frammentato in 21 servizi regionali sanitari diversi produce questo disastro, anche nell'eccezionalità della pandemia. Il problema è che i medici si stanno ammalando anche perché sono sprovvisti di dispositivi personali di protezione. Quindi mando un appello ai cittadini affinché stiano a casa, meno ci sono contatti, meno c'è gente che si contagia, più noi siamo in grado di dare assistenza agli ammalati. Per quanto riguarda i medici pensionati richiamati in servizio li ringraziamo, però ricordo che un medico già di per sé va in pensione a 67-70 anni, forse questi colleghi sarebbero più protetti a stare a casa. Ai giovani chiediamo una mano sicuramente, aiutateci in questo momento di crisi, però comunque se loro ci aiutano noi dobbiamo essere in grado di proteggerli con dispositivi adatti.